Amici di Wisport, ben ritrovati con il campionato allievi regionali per la 23esima giornata del Girone C. Siamo al campo Nicola Bonanno della Nunziata per assistere alla sfida tra Messana e Città di Messina. Dalla parte della formazione di Mister Fodi a quota 30 punti in classifica al nono posto, scongiurato il rischio playoff nonostante il 4-2 l'ultimo risultato ottenuto. La sconfitta contro i Giovani Leoni della scorsa giornata. Ragazzi di Mister Fodi sono Marchese, Isgro, Vita, Capizzi, Cucinotta, Creazzo, Signorino, Piccione, Bruno, Doria e Scimone per questa gara. D'altra parte risponde la capolista Città di Messina dopo la vittoria per 3-0 contro la CR Messina, è sempre più primo posto in classifica a quota 57 punti. Le scelte di Mister Cosimini sono Merlino, Gualberti, De Marco, Gulletta, Grasso, Cordaro, Mangano, La Fauci, Cafarella, Majorana e Andò. Maglia bianca, pantaloncini rossi e inserti giallorossi per la formazione delle Città di Messina. Per quanto riguarda invece la Messana è Total Red per affrontare questa sfida del campionato allievi regionali. Si parte con la Messana che attacca da sinistra verso destra, viceversa da destra verso sinistra il Città di Messina. Il pallone viene messo subito dentro la formazione di Mister Cosimini, che ci proverà con questa conclusione dalla distanza affidata al proprio numero 8 La Fauci. Ancora Città di Messina in avanti con queste rimesse laterali, sono sporadici gli attacchi della formazione giallorossa fino a questo momento. Majorana si allarga sulla destra, prova anch'esso la conclusione, il pallone arriva tra le braccia di Marchese. Si sente l'assenza di Spuria in avanti, con i calci di punizione prova a sbloccarla il Città di Messina, il pallone viene messo dentro, c'è una deviazione, forse in fuorigioco. Grasso riesce a concludere verso Marchesi, il pallone resta lì e ancora Grasso con il piattone a portare in avanti la formazione del Città di Messina. Rivediamo grazie al nostro fermo immagine come fosse probabilmente in fuorigioco il difensore di Mister Cosimini, che comunque riesce a sbloccarla. Ennesimo gol stagionale per Grasso, uno dei pericoli numero uno per la difesa avversaria in area di rigore. Poi parte in contropiede il Città di Messina che può cercare il raddoppio. Majorana a tu per tu con Marchese, però non riesce a trovare la via della rete. Ancora Messana in avanti, il pallone viene allontanato qui dalla difesa del Città di Messina. C'è la conclusione da parte di Jacopo Piccione tra le braccia di Merlino. Città di Messina che si ripropone in avanti con un calcio di punizione affidato a Valerio Mangano, il suo bel destro sfiora il palo, aveva superato bene la barriera, non è riuscito però a trovare il gol del possibile raddoppio. Ancora Città di Messina con i calci di punizione, qui sventa Marchese sulla conclusione dalla lunga distanza da parte di La Fauci. Finisce la prima frazione, il Città di Messina guida la partita per 1-0 grazie alla rete siglata da Grasso nel primo tempo. Entra Dama nelle fila della Città e questo è il primo cambio di Mister Cosimini per cercare di infoltire il più possibile il reparto in mediana. Continuano ad attaccare i ragazzi della formazione della Città di Messina. Qui prova a scappare Andò sulla destra, la sua conclusione però è da rivedere e non inquadra lo specchio della porta. Ancora il Città con un cambio, esce Majorana ed entra Michele Gennaro. Entra anche Simone Lopresti per Gualberti. Città di Messina che continua a spingere in avanti, qui c'è un bel cambio di fronte, la difesa del Messana sbaglia, allora Andò prova a concludere con il destro dopo un buon controllo, non riesce a essere però concreto in zona gol, scalcia il terreno del Bonanno Chico Andò. Poi Michele Gennaro ha una buona occasione, non riesce però a ritrovarsi la palla a tu per tu con Marchese, il risultato resta di 1-0 quando è ancora il Città di Messina a sfiorare il gol. Come sempre è stato Grasso a saltare più in alto di tutti, sfiorato la doppietta il centrale difensivo. Poi Messana che si riversa in avanti con un calcio di punizione, Merlino però fa buona guardia e fa sua la sfera, in questo caso prende anche una botta, non sarà nulla di grave. Entra Puleio nelle fila della Città per Andò, prova a coprirsi per acquisire ormai il risultato Mister Cosimini e fa bene perché di lì a poco arriva il triplice fischio. Vince ancora il Città di Messina che adesso prova a scappare nei confronti dello Junior Calcio Acireale. La prossima sfida al Garden Sport arriva invece la Cireale. Amici della Wisport, un cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.